Questo è successo quando facevo il liceo e mi è capitato di leggere un libro di Pasolini che mi è rimasto nella memoria, Ragazzi di vita, un libro molto importante. Ma poi il mio rapporto con i classici veramente è cominciato all'università, dove per la prima volta ho potuto leggere dei classici per intero. E uno dei grandi classici che mi ha colpito è stato L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, un libro che mi ha accompagnato per tutta la vita e ancora oggi faccio lezione sull'Orlando Furioso, sulla copia che avevo comprato quando ero studente universitario, perché purtroppo i giovani non sono abituati a leggere i classici. Il mio libro è proprio una protesta contro i programmi scolastici che hanno eliminato la lettura dei classici. I giovani leggono le storie della letteratura, i manuali, leggono tantissimi riassunti, ma non leggono il classico direttamente, ed è difficile che un giovane possa innamorarsi di un classico leggendo un riassunto di un classico o leggendo un saggio che parla di un classico. Il libro che ho scritto è proprio un grido di allarme. Noi stiamo distruggendo l'importanza dei classici nella scuola, perciò il titolo della mia introduzione: i classici potranno salvarci se noi aiuteremo i classici a sopravvivere, perché se noi eliminiamo i classici dalla scuola, i classici moriranno. In Italia le grandi case editrici hanno chiuso quasi tutte le case editrici hanno chiuso le collane di classici, mentre l'editoria della letteratura secondaria, le storie letterarie, i manuali, sono aumentati in maniera esponenziale. Ecco, l'idea è che un classico ci aiuta a capire non solo noi stessi, ma anche il mondo nel quale noi viviamo. Gli esempi che ho scelto, frutto di una rubrica che ho tenuto nel Corriere della Sera per 3-4 anni, era proprio l'idea di prendere un piccolo brano di un grande testo dal mondo classico fino al Novecento per far vedere che la letteratura ci insegna a vivere e i classici non si leggono per superare un esame, i classici non si leggono per prendere una laurea, i classici si leggono perché soprattutto ci insegnano a vivere, a capire il presente. Noi non possiamo capire il presente senza conoscere il passato, ed è per questo che io rimprovero alla scuola che è diventata una scuola dove i ragazzi non imparano veramente il sapere, ma i ragazzi a scuola imparano nozioni, imparano riassunti che non servono a nulla. Bisogna leggere per intero i classici. Oggi si pensa che la scuola moderna sia la scuola fatta dai computer, da internet, dalle lavagne. Ecco, io credo che la buona scuola la facciano solo e soltanto i buoni professori. Un buon professore può, insegnando, leggendo un classico, cambiare la vita di uno studente. È quello che ricordo nella lettera bellissima che Camus, il giorno in cui vince il premio Nobel, pensa a due cose: a scrivere alla mamma e a scrivere al suo professore delle scuole medie che gli aveva cambiato la vita. Questo è l'insegnamento. La scuola moderna non sono i computer, la scuola moderna sono i buoni professori che possono accendere l'interesse per i classici nei loro studenti.